Ma vedete, i risultati di questa, di fatto, verrebbe da dire noncuranza, non sono solo risultati che si rivelano essere negativi per l'utenza ultra 65enne non autosufficiente, per l'utenza gravemente disabile, per comunque il cittadino che chiede un servizio. Certamente per loro, certamente anche per le famiglie di riferimento, ma sono negativi anche per le pubbliche amministrazioni, non solo e non tanto perché la pubblica amministrazione potrebbe essere convenuta in un giudizio per vedersi annullati i propri atti, il proprio regolamento, e quando è annullato un regolamento di portata generale vi è dubbio che si possa applicare il principio di cui al codice di procedura civile, cioè la sentenza fa stato tra le parti. Quello è un regolamento, è un atto di portata generale, quindi il concreto rischio è che il regolamento sia annullato, cioè sia da intendersi come annullato per tutti. Quindi in quel momento l'amministrazione si ritrova senza un regolamento valido e con un giudizio nel quale è risultata evidentemente soccombente. Ma soccombente perché? Perché ha applicato esattamente ciò che la Regione gli impone di applicare. Ora, quando io ho visto l'aumento dei costi dei piani personalizzati, che è legge 162, è interessante notare che nelle premesse non della DGR di quest'anno, ma di quella dell'anno scorso, non ricordo il numero, perdonate, stava scritto in qualche modo, era abbastanza evidente, si leggeva: comuni, avete gestito male il tutto e guardate quanto è esplosa la spesa. Ma mi domando e dico, qual è la responsabilità dei comuni nell'esplosione della spesa laddove i comuni sono stati obbligati ad applicare i criteri che la Regione dettava? Io applico i tuoi criteri, la spesa è questa e il risultato è che tu mi obietti che la spesa è aumentata, che vi siano stati degli errori in certi comuni nell'erogazione di alcuni piani personalizzati è umano, accettabile, si può sbagliare, ma che vi sia stato un aumento di milioni di euro perché i comuni hanno gestito male la partita, laddove i comuni non avevano spazi discrezionali applicativi, è quantomeno curioso che questo sia avvenuto. Ciò a voler tacere del fatto che le regole sul punto cambiano, non dico settimanalmente, ma si susseguono in modo a volte abbastanza ingestibile. Ora, io ho avuto modo solo indirettamente di confrontarmi con personale della Regione e l'avrei voluto invece fare tanto, ma ragionando su piani oggettivi e non come qualcuno fa nei confronti del sottoscritto su piani soggettivi e personali. Su piani oggettivi, discutiamo di quello che è il testo della legge, discutiamo di quelle che sono le risultanze processuali, perché ve ne sono, e ragioniamo intorno ai numeri. Mi è stato obiettato solo inizialmente, solo larvatamente, che il sistema, se si dovesse applicare la legge, badate bene, se si dovesse applicare la legge, come se applicare la legge fosse un optional per la pubblica amministrazione. Lo è forse, non dal punto di vista giuridico, lo è forse per il cittadino, ma non per la pubblica amministrazione, la quale non conosce altro che la legge nella regolamentazione della sua attività. Mi si è obiettato che se si fosse applicata la legge il sistema non sarebbe stato sostenibile, il sistema non era sostenibile, la spesa sarebbe impazzita. Allora ho richiesto: portatemi i numeri, fatemi vedere i numeri di quello che andate dicendo. Risultato 0, non ho visto numeri. Ma interessate, ma io sono sempre stato, qualcuno in sala di voi mi conosce, qualcuno, io sono sempre stato disponibile anche pubblicamente a riconoscere le ragioni altrui, purché motivate, purché dimostrate.
Allora, quando si dice che il sistema non è sostenibile, mi domando perché in Piemonte è sostenibile un sistema di questo tipo con riferimento alle strutture residenziali di accoglimento, laddove il governo regionale è in grado di regolamentare il costo della quota sociale e della quota sanitaria ed è in grado di applicare il principio di evidenziazione della capacità economica del singolo con una manciata di milioni di euro l'anno, una manciata, si parla dai 5 ai 10, per una regione come il Piemonte, che non sarà la regione più popolata d'Italia, ma anche la sola città di Torino è più popolosa dell'intera regione Sardegna. Eppure reggono il sistema. In Veneto i centri diurni per la disabilità sono gratuiti. Giusta una legge finanziaria veneta del 2009 che così è stabilito. È ovvio che il sistema pubblico ha approntato le opportune risorse, questo è chiaro, qualcuno li deve pagare perché l'ente gestore eroga un servizio e giustamente vuole essere pagato. Gli esempi di sostenibilità ci sono. In Lombardia vi sono tante realtà virtuose, ma non virtuose perché fanno del buonismo falso o vero nei confronti di persone svantaggiate, virtuose perché molto più semplicemente applicano il dettato legislativo, cioè l'unica cosa che devono fare. Allora, portiamo l'attenzione su un piano oggettivo, concreto. Qui in Sardegna ho avuto modo e ho modo tuttora di lavorare con diverse realtà. Voglio citare, perché voglio citarla, la realtà del Plus di Carbonia, con la quale abbiamo licenziato un regolamento che disciplina la compartecipazione alla spesa delle persone gravemente disabili e ultra 65 anni non autosufficienti per i servizi domiciliari e residenziali, un regolamento ostico, sicuramente non facile, quantomeno inizialmente, ma che è in grado, se opportunamente capito ed applicato, di dare delle, tra virgolette, soddisfazioni. Quali sono le soddisfazioni? Soddisfazione professionale in chi lavora, di saper applicare la legge e di poter applicare la legge, soddisfazione nel cittadino nel vedere che quello che è il suo diritto, quelli che sono i diritti dei cittadini, sono in quel momento rispettati. A voler tacere del fatto che è stato dimostrato, conti alla mano, a differenza di quello che, come vi ricordo, mi era stato obiettato, vi porto l'esempio del distretto di Garbagnate milanese, che è un distretto che conosco bene, perché lavoro per loro, e è molto popoloso. Applicando le corrette regole compartecipative, quel distretto in cui ci sono 3 comuni, che solo in 3 comuni fanno 150-160 mila abitanti, applicando le regole della legge per i servizi domiciliari, la compartecipazione a favore del comune passa da euro 130.000 all'anno a euro 180.000 all'anno, ma non penalizzando l'utenza, ma facendo pagare nel modo richiesto dalla legge e non dalla fantasia degli amministratori e non dalla fantasia degli operatori, facendo pagare di più chi può di più, ma sempre nel rigoroso rispetto di un dettato normativo ben preciso. Questo non è possibile farlo in Sardegna. Perché la Sardegna, che fin dal 2005 ha licenziato una legge regionale che era all'avanguardia, tutto sommato, noi lombardi l'abbiamo licenziata nel 2008, la legge 3, che è in parte copiata dalla vostra legge regionale, no? Noi avanzatissimi e ricchissimi lombardi abbiamo copiato dai sardi in parte. Ma mi domando e dico, e vi domando, perché nel 2005 la Regione Sardegna ha scritto nella sua legge regionale la parola ISEE, richiedendone l'applicazione, e poi negli atti applicativi della legge l'ha sistematicamente violata? Ma quella legge è stata calata dall'alto? È stata rivelata da un essere alieno? Cioè, capite che
io quando lavoro in Sardegna ho grande soddisfazione con gli operatori, perché trovo una grande sensibilità e un ottimo livello di preparazione. Non lo dico per piaggeria, perché se ho da dire qualcosa la dico. Non a caso sono qui a commentare in maniera poco positiva certe trovate, perché non si può definirle diversamente, della vostra regione, carte alla mano. Ma perché? La mia grande difficoltà è stata questa, di un quadro normativo generale positivo e di atti applicativi concreti, puntuali, a dir poco quasi cervellotici, incongruenti con la legge di partenza. Ma ci credo poi che davanti al TAR Sardegna sono tutti atti che volano via, il giudice li spazza via, ma a buon gioco. La contraddizione è insita in quello che la regione stessa propone. Ma allora la colpa di chi è? Io non ne faccio un discorso politico, penso che dall'accento si capisce che ci azzecco poco con la politica locale.